Domani allo sfilamento ci sarà anche lui, Ampelio Dallan, classe 1914, percorrerà le ultime centinaia di metri del percorso. Non ha voluto mancare alla dunata proprio nell'edizione del suo speciale compleanno, i 100 anni. Sarà il più vecchio alpino della provincia di Treviso. Lui che indossò il cappello per la prima volta durante il servizio di Naia 77 anni fa. Si era con i scarponi, con le fasce e la mantellina, che tutti gli altri stati avevano i cappotti, i stivali, e noi eravamo proprio lo stato più indietro di tutto. La guerra l'ha chiamata a far parte dell'Armir, i combattimenti in Francia, che gli sono costati una pleurite che lo ha ridotto in fin di vita, ma che gli ha fatto saltare la sanguinosa e tragica campagna di Russia. L'alpino Ampelio è la storia e la memoria storica delle Penne Nere, momenti e fatti che ricorda ancora con incredibile lucidità. Qui del mio peso non sono tornato nessuno, ha capito? E quello di Nicolaiesca mi viene sempre le lacrime quando leggo sul giornale. A uno ho fatto testimoni che ha voluto la moglie sposarsi prima di partire e lui non è più tornato. Nella sua casa di Castelfranco, un autentico museo di cimeli. Il pezzo più gelosamente custodito è il cappello del 5° reggimento, 23esima batteria, quello indossato nel 1940, quando fu richiamato in servizio per andare al fronte. Il suo originale sarà disfatto. Il suo originale, quello che avevo, si è dissolto. Con tanti anni sta fermo, sa come si è dissolto. L'alpino Ampelio Dallan ha fatto la storia delle adunate, ma quella di Pordenone ha un sapore speciale. Lui sarà lungo il percorso a ricevere applausi e saluti di 500.000 di persone. Esempio unico di orgoglio alpino. Gli alpini che persone sono? Come me. Ma cos'è da tenere duro, se duro. E per chi la guarderà da casa, il suo personalissimo invito. Domani seguitemi sull'Antenna 3 che mi vedrete alla dunata.